Allora, abbiamo lasciato, poi riprendiamo in conclusione con due parole la Presidente di Federconsumatori Veneto che ci ha dato istruzioni per l'uso. Mi raccomando, segnalate tutto, fatevi supportare. Torniamo però un attimo con la Presidente dell'Auser Veneto, Maria Gallo. C'è una slide che è molto interessante, che parla degli aspetti di vita degli over 75 e poi fa anche una fotografia di una generazione. Parliamo due parole su questo, perché sono 7.058.755 gli anziani con 75 anni, per lo più cioè che risiedono in Italia, l'11,7% del totale della popolazione, il 60% è composto da donne, che stanno peraltro peggio degli uomini. Esatto. Tenevo a mostrare questa diapositiva che è tratta dal sito dell'Istat, quindi fonte assolutamente informata di fatti e dati. Proprio perché vale più di tante parole, nel senso che ci dà l'entità di questa sottovalutazione sociale, permettetemi di dire, che c'è nei confronti degli anziani, non solo per i numeri ma anche per le difficoltà in cui vivono. E quello che fa un'associazione di volontariato e che per quel che ci riguarda continueremo a fare meglio che possiamo, incrementando, però non può bastare, non basta da solo. Non a caso noi è da anni che ci battiamo e speriamo di arrivarci al più presto per avere la promulgazione della legge sull'invecchiamento attivo, che prevederebbe una serie di riconoscimenti oggettivi e di aiuti proprio per sanare queste solitudini e queste difficoltà. Ma non è stata già approvata a livello regionale la legge sull'invecchiamento attivo, o sbaglio? È una legge nazionale quella che stiamo aspettando, e quella regionale non era proprio ciò che ne abbiamo parlato totalmente esatto su questo. Ci sono grandi aiuti anche nella nostra regione, la stessa cosa la possiamo dire per esempio su bandi di progetti che vengono fatti dalla Regione Veneto proprio sull'invecchiamento attivo, ai quali noi ovviamente partecipiamo, alcune volte vinciamo, insomma abbiamo una collocazione per cui abbiamo i finanziamenti, altri no, ma rispecchiando le cose che già facciamo. Certo. Io vorrei tornare un attimo, interromperla perché sono interessanti un po' il quadro, perché l'abbiamo fatto troppo veloce per chi ci sta seguendo. Quindi dalla regia, fotografia di una generazione over 75, quindi anziani con 75 anni e più, abbiamo detto sono 7.058.000. Solo il 44,5% vive in coppia, il 38,2% invece vive da solo. E quindi ammalato. Con difficoltà maggiori. Esatto, maggiori difficoltà. E tra l'altro 3 o più malattie croniche il 42,3% e con gravi limitazioni alle attività quotidiane il 22%, e vedendo anche quelle che sono le retribuzioni che percepiscono magari non possono neanche permettersi un aiuto domestico, una badante o quant'altro. Sì, noi non vogliamo certo sostituirci a nessun tipo di rapporto lavorativo, perché la nostra attività non è portare via il lavoro a qualcun altro. Infatti noi cerchiamo di lavorare, di impegnare tutte le energie che abbiamo rispetto al supporto delle persone, alle relazioni, a tutto ciò che possiamo fare. Per il resto informiamo i servizi sociali competenti rispetto a determinate situazioni di difficoltà strutturali, però ecco, noi non siamo non andiamo al posto di chi deve operare. Se c'è la necessità di una persona che per 24 ore, H24 come si usa dire, stia insieme a quella persona anziana, non siamo noi a poter risolvere quel problema. Non è la nostra professione, la nostra attività. A noi compete, su questo mi permetto di rubare 2 secondi per ringraziare tutti i volontari dell'Auser che rendono possibile il miglioramento
parziale, piccolo, ma che contribuiamo a produrre nella vita di tantissimi anziani che si rivolgono a noi e non solo anziani. Quindi è solo grazie a loro che sono possibili numeri anche di interventi nostri importanti in questo modo. Questa slide, fra l'altro, ci dimostra anche un'altra cosa. Per esempio, l'ultima... avere abitazioni con spazi esterni 90%, terrazza 79,8% oppure balcone, giardino privato addirittura il 40,9% e hanno un cane il 12,1% che può essere anche una bella compagnia, uno stimolo. Esatto, era proprio questo che volevo citare, perché comunque la presenza di un soggetto che ha dei bisogni e che dà delle risposte, che comunque consente una relazione a quell'anziano che vive da solo e che non ha purtroppo magari familiari o tantissime. E quindi questo può essere un suggerimento. Rapidamente andiamo all'ultima slide, perché è uno spaccato molto interessante che può essere di stimolo per tanti che si ritengono soli, aver raggiunto una certa età. Parla degli ultracentenari ed è bellissimo perché di fatto ci sono tanti ultracentenari, cioè 100 anni e più sono 14.456, 105 anni e più 1.112, 110 anni e più sono 21, tutte donne peraltro. Abbiamo poi il dato che dal 2009 al 2019 5.882 persone con 105 anni e più. La donna più longeva d'Italia è morta a 117 anni, adesso quella più anziana a 113 anni risiede in Emilia-Romagna, mentre al nord in Liguria c'è una più alta concentrazione con persone di 105 anni in più. Insomma stiamo parlando di ultracentenari. Teniamo un attimo questa slide così la può commentare e la possono vedere anche i nostri telespettatori. Allora, a me piaceva dare questa fotografia proprio perché è una fotografia anche che ci dà speranza. Esatto. E ne abbiamo bisogno tutti di speranza e di futuro. Quindi stare meglio si può. Si può anche in questa fase, l'abbiamo visto, appellandoci alle tante attività che vengono svolte, che si possono svolgere. Io la devo purtroppo interrompere, ma magari ne parleremo ancora, ma il tempo è letteralmente volato. Volevo anche qui con noi, con lei a supportarla, qui intanto non solo Maria Galla, Presidente Ausa, che ha parlato finora, ma Giovanna Capuzzo, Presidente Federconsumatori Veneto, magari dalla regia eccole qua entrambe. Ne parleremo ancora, vi invito ancora in trasmissione perché effettivamente sono tante le questioni. Un messaggio da parte di Federconsumatori, rapidissimo, un secondo. Cosa sente di dire? Quello che possiamo dire è a tutta la cittadinanza di aiutare le associazioni e aiutare di fatto tutti nel ovviamente mantenere alti i diritti e le tutele. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza a collaborare con noi e partecipare alle segnalazioni di qualsiasi forma di abuso, di situazioni insomma poco chiare, per aiutare a far sì appunto che sia mantenuto alto un livello di legalità e di tutela per la cittadinanza. Grazie dottoressa, e a lei invece Presidente, velocissima. Ringrazio ancora i nostri volontari e invito chiunque non solo se si ha bisogno, ha voglia di relazionarsi con altre persone, e contattarci nei numeri che poi sono sul nostro sito e sono dappertutto. Grazie. Perfetto, grazie a entrambe Presidenti, grazie alle due associazioni. Ricordiamo il 5 per 1000 Ausa, il Federconsumatori, con il codice fiscale, andare quando si fa la dichiarazione dei redditi, perché bisogna portarselo con sé, per cui c'è la slide, comunque eccola qua, entrambi i codici fiscali, ma questa la trovate anche su internet. Io raccomando di portare il codice fiscale perché molte volte uno dice 5 per 1000 lo do a Federconsumatori, lo do all'Auser, lo do a chi che sia, ma se non si ha il codice fiscale risulta un po' difficilotto. Detto questo, io vi ringrazio naturalmente, buon proseguimento, buon lavoro, arrivederci a presto anche ai nostri telespettatori, alla prossima.